Cambiamo argomento. A Roma è stata smantellata una baraccopoli nel parco di Montemario, nel cuore della città. Luca Raimondo. Tutta mondezza, fanno i roghi, ovviamente, se vedi, questi sono destinati ad essere bruciati, vedi, questo è tutto rame che verrà distinto appunto dalla plastica che brucia e quindi con quello, oltre il danno diciamo di inquinamento anche la gente che subisce questi fumi qui in zona. E pensare che qui, sulla collina di Montemario, polmone verde di Roma e riserva naturale di 238 ettari, con tanto di aree fitness e ristoro che nessuno si sogna di usare, dovrebbe anche sorgere, fra le polemiche, una nuova sede della città giudiziaria della capitale. Esiste già un protocollo firmato dal Ministero della Giustizia, Regione Lazio e Comune. La gente purtroppo non distingue il materiale che butta e loro lo riciclano, quindi c'è una ricchezza nella mondezza. E poi la vanno a vendere in mercatini, diciamo. E la gente ignara, magari la compra e va a finire in una filiera appunto a senso unico. Ma è come lottare contro i mulini a vento. La bonifica di una baraccopoli preannuncia soltanto la costruzione di una nuova, non troppo distante. Queste bonifiche le facciamo, sì, sono sostanzialmente quotidiane. Noi abbiamo una precisa direttiva dell'amministrazione comunale, quella di bonificare alcune aree degradate della città. Questi interventi ovviamente poi purtroppo hanno dei limiti. I limiti sono quelli legati al fatto che queste persone, se le spostiamo da un posto, poi non sappiamo dove metterle.